A tutti voi buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con Economai FVG. Al centro della puntata di questa sera il disegno di legge Sviluppo Impresa che comincerà a inizio febbraio l'esame in Consiglio regionale. La sfida è sicuramente ambiziosa, certamente difficile. Si tratta di mettere il territorio, l'economia della nostra regione nelle condizioni di guardare al futuro, di ripartire. Come? Attraverso alcuni pilastri che sono stati individuati, ne cito solo alcuni, poi parleremo di questo nel corso della puntata, quindi l'ammodernamento delle imprese, la digitalizzazione, il rafforzamento dell'internazionalizzazione, ma anche la riforma dell'accesso al credito. Si parte con una dotazione da 51 milioni di euro che sarà poi implementata, vedremo come. Ne parliamo stasera con l'assessore regionale alle attività produttive e al turismo, Sergio Bini. Buonasera. Buonasera a lei e a tutti i telespettatori. Grazie allora per essere tornato qui da noi in studio. Continuiamo a parlare di questo disegno di legge tanto atteso da tutte le categorie economiche che vogliono appunto guardare avanti. Partiamo però dall'esistente, da una situazione difficile, perché qui si tratta di mettere rimedio ad una crisi insomma senza precedenti. I dati più difficili, quelli più preoccupanti, sono quelli che riguardano il calo del PIL e il crollo degli investimenti. Si parte da qui. Purtroppo sì, la fotografia che ci troviamo a dover affrontare è una fotografia impietosa. Il calo del PIL è importante, a doppia cifra, gli investimenti si sono rallentati, ma come ha detto giustamente lei, l'evento e l'avvenimento è un avvenimento eccezionale che, come dire, ha messo e sta mettendo a dura prova il mondo delle imprese del nostro paese, oltre che della nostra regione. Quello che noi abbiamo cercato di fare in questa fase assolutamente emergenziale è stato cercare di tamponare l'emorragia in corso. Io voglio sottolinearlo con un pizzico d'orgoglio: la Giunta Fedriga è il governo regionale che ha investito di più in proporzione al numero degli abitanti della nostra regione per i ristori a sostegno delle varie categorie economiche. Noi abbiamo speso la bellezza di 80 milioni di euro, cifra importantissima per il nostro bilancio. Guardate, con il mese di febbraio andrò a rilasciare un'ulteriore terza tranche di circa 22 milioni di euro per dar sostegno alle imprese che davvero stanno davvero faticando. Qui si parte dalla cura, c'è la necessità di curare in questo momento. Ma sì, tu hai la necessità di curare, guardate, qua c'è il rischio che tante saracinesche chiudano. Cioè, io mi immagino i comparti della ristorazione, il comparto alberghiero, tutto il mondo legato all'oreca, il commercio. Sì, non basta, come dire, permettere a un'attività di aprire. C'è la necessità che poi queste attività emettano scontrini, fatturino, incassino, guadagnino, col clima di giusta preoccupazione, come dire, clima anche di terrore che c'è in giro per il nostro paese. La gente non si muove, la gente non spende. Quindi capite bene, c'è il rischio che imprese non grandi, perché parliamo di microimprese, di piccole e medie imprese che vivono di cassa di fatto, rischino di non riaprire. Allora, capite, non è la panacea di tutti i mali, ci mancherebbe altro, non è che con l'intervento della Regione risolvi il problema dei bilanci delle nostre imprese, ma perlomeno un sostegno, un aiuto concreto c'è. Ecco, e allora in questo contesto così particolare e difficile, come si inserisce questo disegno di legge, con quale spirito di fatto vi si è messo mano? Noi abbiamo un obbligo di guardare alla ripresa. Prima o poi ci sarà, tutti ci auspichiamo il prima possibile. Noi come legislatori abbiamo una responsabilità, quello di mettere a disposizione del tessuto economico della nostra regione una legge quadro importante in grado di permettere al sistema economico di traguardare il futuro con un certo ottimismo. Questa legge, ecco, questa è una cosa che io voglio sottolineare. Il mio intento è stato quello di dar continuità a ciò che di buono è stato fatto nelle precedenti legislature. Sembra una banalità,
Ma il nostro paese proprio non è una banalità, di solito si fa, si disfa, si rifà e si ridisfa. Io lo trovo assurdo, ma parlo con un imprinting da imprenditore. Se chi mi ha preceduto ha messo in campo delle cose positive, e mi riferisco alla legge Rilancio Impresa di Bolzonello, beh, perché devi buttarla a mare? Io l'ho rafforzata, l'ho attualizzata, c'è stato un continuum tra legge Bolzonello, la prima legge, il disegno di legge 80, che era sviluppo impresa, chiamiamolo 1, e sviluppo impresa numero 2, dove via via abbiamo rafforzato con l'aiuto delle categorie, perché anche qua la mia volontà è stata quella di far nascere, di mettere in campo una legge figlia del confronto, figlia dell'ascolto. Io lo dico senza infingimenti, nasce dal contributo importante che mi è stato dato dalle categorie economiche tutte, dalla politica tutta, la quale ha dimostrato in Friuli Venezia Giulia un grandissimo senso di responsabilità. Questo va detto. Le leggi che sono state fatte nel periodo emergenziale, mi riferisco alla 3, mi riferisco alla 11, la stessa 80, hanno ricevuto il contributo di tutti. E allora, visto che abbiamo parlato di categorie economiche, le andiamo un po' a sentire nel corso di questa puntata, perché poi insomma ci danno anche degli spunti per capire nel concreto, nei diversi settori, come questa legge va a intervenire. Allora direi di partire subito con Giovanni Da Pozzo, presidente regionale di Confcommercio. Il dato politico è che, in una continuità con quello che era stato fatto in particolarmente dall'assessore Bolzonello, si va a aggiornare ed ad inserirlo nel contesto dei giorni che viviamo. Molto bene come Confcommercio la valutazione di questo strumento, che contempla una parte di supporto al settore che è più colpito, quello che noi rappresentiamo, il commercio, il turismo, i servizi in questo momento, come è stato fatto nei mesi passati, bene gli strumenti finanziari razionalizzati, quindi il nostro giudizio è che l'impianto diciamo normativo che viene portato all'attenzione del Consiglio regionale è di buona qualità e soddisfa quelle che sono state le richieste della nostra categoria. Si guarda a quelle che sono le problematiche dell'esistente, ma anche a uno sviluppo delle nostre città, dei centri città, che deve essere uno sviluppo armonioso. Armonioso vuol dire che l'urbanistica, la politica di una città e il mondo economico che vive all'interno della città devono sapere progettare il prossimo futuro. E allora il lockdown, in particolare il lockdown totale, ci ha fatto capire in maniera anche piuttosto violenta come sarebbero le nostre città con tutte le saracinesche abbassate. Non è stata un'immagine positiva, questo lo hanno capito anche i cittadini. E allora parliamo di commercio. Quali innovazioni introduce questo disegno di legge? Vuole darci qualche anticipazione? Ma sì, volentieri. Dice bene il Presidente Da Pozzo, il settore del terziario è il settore che è stato ed è più pesantemente colpito dalla crisi economica derivante dalla pandemia. Noi già nel periodo pre-crisi stavamo assistendo a una desertificazione dei centri storici e a uno spopolamento delle attività commerciali nei piccoli paesi. Noi abbiamo fatto degli interventi chirurgici puntuali, ma sono convinto in grado di dare uno stimolo importante al commercio della nostra regione. Mi riferisco ai centri storici, le aree degradate, dove noi andremo a dare dei contributi economici per chi avrà il coraggio di riaprire le saracinesche. E un altro tema che è sulla bocca di molti, il fatto che a volte, e soprattutto in questi tempi, i canoni di locazione non sono sostenibili. Noi daremo un contributo anche in tal senso, riduzione di canoni di locazione, aiuto per. Poi andremo ad introdurre un nuovo strumento, il distretto del commercio, che avrà lo scopo di sostenere da una parte gli enti locali che avranno, come dire, che porteranno avanti, come dire, un restyling nelle infrastrutture dei centri storici, delle aree degradate, e dall'altra parte le aziende che dovranno
come dire, adeguare, innovare, digitalizzare le proprie attività, quindi contributi importanti. Poi per quanto riguarda il commercio non mi sono dimenticato, non ci siamo dimenticati dei piccoli paesi. Allora va bene la città, va bene il grosso paese, ma il Friuli Venezia Giulia è composto da tantissime piccole realtà. Benissimo, noi daremo una mano ai cosiddetti negozi di vicinato per far sì che anche nei piccoli paesi ritorni ad essere conveniente per chi vuol fare commercio, per chi vuol fare impresa, aprire un'attività. E allora andiamo a questo proposito a sentire Marco Zoratti, presidente di Confesercenti Udine, perché riprende proprio questo aspetto. Negozi di vicinato, mi permetto di dire che molti hanno riscoperto proprio con questa pandemia a causa delle restrizioni che impedivano di spostarsi in altri comuni. Andiamo a sentire Zoratti. Noi come Confesercenti siamo molto attenti alle microaziende, ai pubblici esercizi, ai negozi di vicinato. È chiaro che il programma che ha presentato oggi l'assessore è un programma molto ricco, anche piuttosto variegato, quindi noi attenderemo e vedremo se tutto ciò che nelle sue intenzioni c'è per aiutare la categoria riuscirà ad essere a trovare forma. Certo è che il settore, soprattutto del turismo, avrà bisogno di una grande mano. Ci sono delle categorie che veramente hanno sofferto, oltre agli albergatori e ai ristoratori. Ci sono anche le categorie, per esempio, delle guide turistiche piuttosto che delle agenzie di viaggio, quindi lo spettro degli aiuti è molto ampio e quindi sarà complicato riuscire, immagino, ad accontentare tutti. Stiamo parlando del disegno di legge sviluppo impresa, questa sera lo facciamo con l'assessore Bini presente in studio, ma lo facciamo anche raccogliendo le considerazioni, anche le sollecitazioni che arrivano dai rappresentanti delle categorie economiche che abbiamo detto sono stati coinvolti in questo percorso, insomma hanno dato precise indicazioni su quello che si aspettavano dall'amministrazione regionale. Allora abbiamo parlato di commercio, andiamo a parlare delle imprese, delle industrie del territorio. C'è la necessità di guardare avanti, di ammodernarsi, di digitalizzarsi. Allora andiamo a sentire Michelangelo Agrusti, presidente di Confindustria Alto Adriatico. Certamente l'impianto è buono, si innesta sul lavoro precedentemente fatto dall'amministrazione della Serracchiani, soprattutto di rilancio imprese di Bolzonello. Naturalmente lo attualizza, introduce delle variazioni sostanziali importanti che incrociano il tempo che viviamo e devo dire che focalizzare una parte importante degli interventi sulla digitalizzazione delle imprese è una scelta strategica. Quello che voglio dire è che bisognerà in qualche modo comprendere dentro questo pacchetto anche la formazione del capitale umano e quindi tutti i luoghi, dagli ITS alla fabbrica modello all'università, tutti i luoghi dove si forma il capitale umano nuovo e si riforma il capitale umano che già esiste nelle fabbriche. Ecco, qui ci sono due concetti importanti, da un lato l'infrastruttura, la tecnologia, dall'altro la risorsa umana, quindi digitalizzazione, dice Agrusti, e poi anche capitale umano che risulta sempre centrale. E Agrusti dice giusto, vale a dire noi stiamo vivendo una fase di fortissima accelerazione verso la necessità da parte delle nostre aziende di digitalizzarsi, innovarsi, ma se tu in parallelo non porti avanti anche una riqualificazione del capitale umano per renderlo, come dire, confacente a quelle che sono le nuove necessità del mercato, dei macchinari, degli impianti, rischi di creare un crash molto importante. Quindi ecco perché insomma noi come Giunta siamo già abituati, io con la mia collega Rosolén stiamo già lavorando assieme, questa legge è comunque frutto della concertazione tra di noi, riteniamo fondamentale investire in capitale umano.
altrimenti il rischio di aumentare la percentuale di disoccupazione sarà un rischio reale. E a proposito di questo c'è anche il tema dei giovani, che è altrettanto importante. Qualsiasi ragionamento che abbia una visione, guardi in prospettiva, non può prescindere da questo tema. Beh, fondamentale. Noi sostanzialmente siamo una società vecchia. Per l'amor del cielo, l'età fa grado, l'età fa esperienza, però viva Dio, le energie che sono in grado di rilasciare i giovani non hanno uguali. Guardate, ci sono dei paesi, soprattutto i paesi del nord Europa, dove tu a 35 anni, 30-35 anni sei già maturo, un'età dove già ricopri ruoli di vertice all'interno di aziende importanti. Noi siamo molto indietro. Allora, noi dobbiamo cercare di stimolare la partecipazione dei giovani all'interno del confronto, del dibattito che riguarda l'economia della nostra regione. Guardate, noi abbiamo, ed è una prima volta, incominciato a coinvolgere, per esempio, all'interno dei tavoli del confronto istituzioni e associazioni, i giovani delle associazioni. Vi posso garantire che ci sono arrivate molte note positive all'interno di Sviluppo Impresa proprio dai giovani. Ecco perché allora non basta avere la start-up innovativa, la start-up giovane, se poi dietro non chiami alle armi l'esercito dei giovani. Noi questo lo faremo. Sviluppo Impresa darà un forte input all'imprenditorialità giovanile in tutti i settori. E questo è un altro aspetto importante. Andiamo a sentire adesso Anna Mareschi Danieli, presidente di Confindustria Udine. Sentiamo cosa ci ha detto di Sviluppo Impresa. Io faccio i complimenti a tutta la squadra dell'assessorato alle attività produttive, al suo capitano che è il nostro assessore Sergio Bini. Il giudizio complessivo di Confindustria non posso far altro che dire è positivo, soprattutto per il metodo, perché la discussione è sempre aperta. Da un punto di vista invece più tecnico siamo positivi, la promozione della digitalizzazione e il riconoscimento del ruolo del DITEDI, gli incentivi all'internazionalizzazione, il ruolo di Friulia nel supporto delle politiche di filiera, oppure l'estensione degli incentivi all'insediamento ai territori montani in situazione di disagio. Altre proposte che sono state accettate, sono state inserite nel nuovo decreto sono le funzioni dei consorzi di sviluppo economico locale o lo sviluppo dell'economia circolare e dell'efficientamento locale. Questo possiamo dire è stato parzialmente accettato. Altre cose, lo sviluppo dell'economia circolare e dell'efficientamento energetico, per esempio l'economia del legno, non posso dimenticarmi, la disciplina della servitizzazione e aggiungo anche che non mancano misure specifiche quali quelle rivolte al sostegno delle filiere di alcuni comparti, ovvero acciaio, automotive, cantieristica, la nautica o quelle dedicate anche al settore del legno arredo. Raccogliamo allora alcuni spunti dalle considerazioni della Presidente Mareschi Danieli, a partire da quella che riguarda i consorzi di sviluppo economico. Ecco, che cosa avete in mente? Beh, è uno strumento che nasce appunto da Rilancio Impresa, uno strumento che tanto ben ha lavorato in questi anni. Noi vogliamo rafforzare gli stessi, permettendo ai consorzi di poter... Allora, noi abbiamo una fortuna, che le nostre aree industriali sono abbastanza piene, sature, ci sono, la copertura c'è. Daremo la possibilità ai consorzi di intervenire in zone dove fare economia e fare impresa è particolarmente difficile, mi riferisco alla zona della montagna, ma anche, uso un termine tecnico, al di fuori delle zone di 1, questo per permettere insomma l'allargamento nel tessuto territoriale della nostra regione. E andremo a semplificare, perché una delle cose che ti chiedono gli imprenditori è: per favore semplificate la burocrazia. In Sviluppo Impresa una parte importante è dedicata anche alla semplificazione, ridurre i tempi per l'erogazione dei contributi, meno carte, più digitalizzazione, più autocertificazione.
insomma tutto quello che si può mettere in campo per aiutare le imprese in questo momento. Beh, mi permetto una battuta, sembra che tutti i presidenti che sono intervenuti apprezzino lo sviluppo impresa, questo davvero a me fa molto piacere. Quando capisci che i sacrifici che tu hai fatto, l'impegno che ci hai messo insieme alla tua squadra, perché Anna dice una cosa correttissima, è il team delle attività produttive che hanno lavorato assieme alle associazioni per lo sviluppo impresa. Insomma, quando il lavoro fatto in questi mesi viene riconosciuto, beh, un pizzico di soddisfazione c'è davvero. Torniamo dalla Presidente Mareschi Danieli perché sottolinea anche qualcosa che Confindustria Udine si sarebbe attesa in più. Sentiamo allora le parole della Presidente. Sviluppo impresa in ogni caso resta fondamentalmente incentrata sul nuovo commercio e sul turismo. Questi sono i campi che sono entrati più in crisi, però sono rimaste alcune criticità. Il concetto di non aver considerato come centrale l'industria o la politica industriale per la crescita di lungo periodo, per la crescita sostenibile, per la competitività del territorio, beh, questo non ci può fare eccessivamente felici, nonostante la nostra logica di solidarietà con la quale abbiamo sempre ragionato. Posso citare il nuovo assetto del FRIE, oppure il problema della responsabilità sociale d'impresa. Mi riferisco principalmente all'incentivazione attraverso benefici e premialità di quelli che sono dei nuovi modelli organizzativi, perché corrono il rischio di creare eccessive interferenze nell'autonomia della direzione d'impresa. Erano state avanzate anche tutta un'altra serie di proposte, gli accordi per la competitività, oppure la maggiorazione contributiva per l'utilizzo delle tecnologie abilitanti Industry 4.0. Sempre riguardo a Friulia c'è anche la generalizzazione del suo intervento a sostegno delle filiere produttive, e qua mi fermo. Noi ovviamente ci saremmo aspettati un intervento ben più deciso per la competitività industriale del nostro territorio e quindi delle nostre imprese, però visto il periodo che stiamo vivendo avremmo potuto ricevere decisamente di meno. E allora dice Mareschi Danieli, ci rendiamo conto che il momento è quello che è, siamo consapevoli del fatto che ci sono delle categorie, cita il commercio e il turismo, che sono quelle maggiormente penalizzate dalla crisi e quindi con spirito di solidarietà comprendiamo che ci fosse la necessità di agire soprattutto in quei comparti. Ma ecco, ci aspettavamo qualcosa di più sulle politiche industriali che vediamo un po' messe da parte in questo disegno di legge. Ma mi permetto, con rispetto, perché la Presidente Anna Mareschi Danieli è molto qualificata, però se si legge bene questo DDL ci si accorge che il settore industriale ricopre un ruolo fondamentale. Non fosse altro, guardate, quando si citano le filiere legate all'automotive, all'acciaio, alla nautica, alla cantieristica, insomma settori fondamentali. Poi il fatto di irrobustire consorzi di sviluppo economico locale, insomma le tante istanze che ci sono pervenute da Confindustria sono state raccolte, tutto è perfettibile, tutto è migliorabile. E c'è da dire una cosa però, guardate, le grosse imprese in questi anni sono comunque cresciute, le grosse imprese hanno, da un punto di vista dell'innovazione, della digitalizzazione, hanno investito. Il problema nostro è tenere un occhio responsabile anche nei confronti di quel 90% di tessuto imprenditoriale che è caratterizzato dall'essere micro e piccola media impresa. È lì che la Regione deve spingersi nell'aiuto.
quelle imprese, quella tipologia di imprese non hanno, rischiano di non avere i capitali sufficienti e rischiano di non avere all'interno le figure professionali e qualificate allora la Regione deve intervenire. E poi non dimentichiamoci un'altra cosa, che questa fase crisi economica legata alla pandemia sta davvero piegando in maniera significativa determinati comparti, il commercio, il turismo, e quindi un'iniezione di aiuti in più devono essere presi e tenuti in considerazione. Allora, noi ci fermiamo per la pubblicità e a proposito di questo, subito dopo parleremo anche del mondo artigiano e questo ci consentirà di fare anche un passaggio fondamentale, quello che riguarda l'accesso al credito. A tra poco. Di nuovo insieme con Economai FVG, come dicevamo prima della pubblicità, sentiamo adesso la voce del mondo artigiano. Iniziamo da Graziano Tilatti, presidente regionale di Confartigianato. Abbiamo chiesto alcune provvidenze che riguardano il credito, il microcredito, quindi alcuni abbattimenti di costi, la possibilità di creare un fondo per il recupero dei capannoni per la loro rigenerazione e la riqualificazione, e alla fine abbiamo chiesto di guardare oltre e di rivedere anche gli strumenti finanziari che accompagnano lo sviluppo, perché forse quelli che abbiamo utilizzato fino adesso non rispondono più alle esigenze, quindi creazione di individuare dei settori dove si possono fare degli investimenti che abbiano effetto moltiplicatore su tutte le altre categorie, e anche facendo ricorso ai fondi del recovery plan e agli strumenti finanziari da esso introdotti. I settori che sono in sofferenza sono quelli nella manifatturiero, che vanno verso l'esportazione, quelli che i servizi alle persone, che sono molto, e tutto ciò che è legato poi all'assistenza, a tutto ciò che è il turismo, la ristorazione, perché essendo mancata questa è chiaro che le richieste di intervento sono state inferiori. Queste le parole di Graziano Tilatti. Prima di sentire l'assessore Bini, direi di dare voce anche a Nello Coppeto, presidente CNA Udine. Io credo che queste scelte che ha fatto la Regione, che ci ha presentato oggi l'assessore Bini, sono delle proposte veramente valide, validissime. Si vede, si nota che hanno lavorato tanto per portare a termine questa struttura, che io spero che parta al più presto, perché il mondo dell'artigianato, ma penso tutto il mondo del lavoro, aspetti con urgenza questi nuovi aiuti. Il mondo dell'artigianato è sempre stato presente a tutti i tavoli e quindi ha portato le proprie istanze, e sono state tutte quante recepite dalla Regione. Ribadisco che il mondo della piccola impresa sta aspettando appunto che parta più velocemente tutta quanta la struttura per tenere aperte le botteghe, perché da un'analisi che è stata fatta all'interno della CNA, una ditta su 4 rischia la chiusura. Ecco, parliamo del piccolo, le botteghe, i piccoli negozi. Diceva Coppeto, 1 su 4 rischia di non riaprirle più quelle serrande. Poi c'era il tema del microcredito e quindi del supporto, di quell'iniezione di liquidità senza la quale è difficile immaginare un futuro. Sia Tilatti sia il presidente di della CNA. Della CNA Coppeto hanno detto giusto, cioè c'è un target delle piccole microimprese che hanno bisogno del microcredito, che spesso sono figlie di nessuno. Per un istituto di credito non è conveniente a volte elargire, e quando parli di microcredito parli di 10.000 euro, non è che parli di centinaia di migliaia di euro, 10-20.000 euro. Bene, noi come Regione Friuli Venezia Giulia abbiamo messo mano in maniera importante a tutto quello che è il settore dell'accesso al credito agevolato, dando
dato, come dire, una valenza fondamentale e importante al sostegno del microcredito. Con Friuli anche abbiamo già iniziato a lavorare, ma anche con Confartigianato, con Permicro per esempio, uno strumento nuovo, innovativo, in grado di, come dire, farsi carico di quella importante fetta di mercato del credito che a volte viene dimenticata, o meglio che non rappresenta questa grande convenienza per gli istituti di credito nazionale. Ma come ho detto prima, noi non dobbiamo dimenticarci del tessuto, di come è composto il tessuto economico della nostra regione. Nella nostra regione ci sono tante piccole e medie imprese e anche micro, che chiaramente hanno molti timori e molte preoccupazioni per quanto riguarda il loro futuro, ma hanno anche voglia di ripartire, perché sono state in grado di resistere. Anche questo non è una cosa scontata. No, assolutamente no. Guardate, io ho assistito a dei grandi segnali di responsabilità da parte di tanti nostri piccoli artigiani, piccoli commercianti. Guardate, mantenere posti di lavoro, tenere sulle saracinesche in questi periodi qua significa rimetterci dei soldi, ma noi l'abbiamo fatto, il nostro tessuto, quindi un plauso davvero a queste categorie che pur di continuare a garantire stipendi, continuare a garantire un servizio, hanno buttato il cuore oltre l'ostacolo. Andiamo adesso a sentire Lucia Cristina Piu, direttore dell'API di Udine, che tra l'altro riprende un tema del quale ha già parlato l'assessore, che è quello della sburocratizzazione. Sentiamo. Gli strumenti che si va a toccare interessano a 360 gradi la gestione dell'impresa e anche delle piccole e medie imprese, perché si va dall'accesso al credito e quindi la rimodernizzazione, la rivisitazione degli strumenti che sono propri della nostra regione. Si è parlato anche di sburocratizzazione. Di sburocratizzazione, che ci sarà la possibilità di presentare contestualmente sia la domanda e già i documenti per la rendicontazione, no? E quindi a seguire ci sarà il riscontro e l'accredito del contributo. Quindi è uno strumento complesso, perché gli argomenti sono tanti, si va dai consorzi all'accesso del credito, agli investimenti, al rilancio dell'impresa, si dà la possibilità no, di incentivare la crescita delle nostre imprese. Dobbiamo dire che la rivisitazione che abbiamo fatto al disegno di legge tiene conto del momento eccezionale che stiamo vivendo. E devo dire che in questo quadro tutte le associazioni hanno collaborato. Ecco, non è un mistero che nel nostro paese la burocrazia, con i suoi tempi lunghi e la sua complessità, molto spesso scoraggia i cittadini, così come scoraggia le imprese quando si tratta appunto di chiedere un aiuto, di chiedere un contributo. Beh, è uno degli orpelli maggiori del nostro paese, uno degli elementi che scoraggiano appunto a fare impresa. La burocrazia costa in termini di tempo, in termini di denaro. Guardate, noi nei confronti che abbiamo avuto con le associazioni abbiamo raccolto le istanze che ci sono arrivate e quasi tutte ci hanno chiesto: beh, per favore cercate di alleggerire un po' questa benedetta burocrazia. Noi abbiamo già testato forme meno pesanti di burocrazia durante la fase emergenziale con il rilascio dei fondi perduti, dove abbiamo usato delle cose che, mi creda, per un imprenditore possono sembrare delle banalità. L'autocertificazione, gli strumenti telematici, siamo nel 2021, però credetemi, a volte nella pubblica amministrazione non sono, questo quanto detto non sono proprio delle banalità. Allora abbiamo iniziato un'opera di sfrangiamento di tutto ciò che riguarda le carte, scartoffie, burocrazia, tempi, lungaggini, costi, eccetera, eccetera. E noi, per esempio, come diceva la dottoressa Piu correttamente, abbiamo iniziato ad operare per quanto riguarda i contributi a fondo perduto fino a 5.000 euro, che rappresentano la percentuale maggiore di contributi che vengono elargiti dalla Regione, e andremo su un binario unico, quindi domanda, rendicontazione della spesa, ristoro immediato, abbattimento importantissimo dei costi e soprattutto dei tempi.
C'è un altro capitolo importante che riguarda il turismo, un asset molto importante per questa regione che ha patito in maniera incredibile questa pandemia. Peraltro adesso c'è in ballo anche la stagione sciistica che insomma attendiamo di poter capire quando ripartirà. Ecco, la visione su questo settore. Ma è il settore che indubbiamente ha sofferto di più, è il settore che per primo ha risentito della crisi e che verosimilmente per ultimo ripartirà. Flessioni importantissime in termini occupazionali, in termini di valore della produzione. Quello che noi abbiamo voluto fare, anche perché guardate, noi abbiamo avuto dimostrazione anche durante il periodo emergenziale che, vi ricordate quella pausa estiva, cosiddetta pausa estiva? Beh, il Friuli Venezia Giulia ha segnato dei numeri molto importanti, abbiamo quasi colmato il gap rispetto, soprattutto nei mesi di luglio, agosto e in parte settembre rispetto all'anno precedente, una cosa inimmaginabile, ma perché il Friuli Venezia Giulia è sempre stato vista come una regione sicura, con dei luoghi salubri, bella da visitare. Allora c'è da migliorare, a mio avviso, e nello sviluppo impresa una parte importante di articolato ne parla, la qualità delle strutture ricettive. Noi stiamo lavorando già con il Fondo Turismo in maniera importante per quanto riguarda gli alberghi, c'è tutta la parte di offerta legata agli appartamenti, tantissimi, Lignano, Grado, ma Trieste anche, che necessitano di uno svecchiamento importante. Bene, una parte importante, dicevo, dell'articolato consentirà ai privati, qualora decidessero di metterlo nel circuito turistico, di avere dei contributi molto importanti per la riqualificazione della stessa. Poi un altro strumento che negli anni aveva perso un po' la propria efficacia, ma durante il periodo emergenziale è stato molto utilizzato, l'albergo diffuso. Noi andremo a rivedere completamente la formula che ha caratterizzato l'albergo diffuso, facendolo diventare un tratto distintivo proprio della comunità dove lo stesso nasce, cresce e si sviluppa, potenziandolo e mettendolo sotto l'ala della promozione di Promoturismo FVG, permettendo la costituzione di nuovi alberghi diffusi con lo scopo anche di riqualificare i tanti borghi presenti nei nostri belli e meravigliosi paesi, insomma. Anche qui c'è molta carne al fuoco e soprattutto anche qui c'è grandissima attesa, chissà che mesi di febbraio e marzo per la nostra montagna riescano a registrare le stesse performance di luglio e agosto per dare insomma ossigeno a questo comparto che abbiamo detto essere così importante. Ci fermiamo per la pubblicità, poi come si diceva in apertura sviluppo impresa inizierà l'esame in Consiglio regionale, quindi nell'ultima parte parleremo proprio di questo iter e anche insomma della analisi delle opposizioni rispetto a questo disegno di legge. A tra poco. E allora a inizio febbraio il disegno di legge sviluppo impresa entra in Consiglio regionale per l'esame degli articoli di questo disegno di legge. Allora iniziamo da Cristian Sergo, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, per anche capire quale sarà il clima che si respirerà in aula. Credo che qualsiasi imprenditore possa essere d'accordo con quella che è la linea scelta da parte di questa Giunta di voler modernizzare, innovare e quindi incentivare tutte quelle imprese che vogliono ovviamente rilanciarsi e svilupparsi anche in questa situazione di emergenza pandemica. Da parte nostra ovviamente staremo attenti a due cose principalmente, che non ci sia una disgregazione poi dei fondi in tanti rivoli, e invece vorremmo che ci fossero dei fondi molto concentrati su cui ovviamente fare delle scelte di fondo anche da parte della Regione per dare delle risposte concrete, quindi non limitarci solo ai titoli dei vari articoli.
Cosa manca in questa legge e come potrebbero convincervi eventualmente ad appoggiarla? Ma, come detto, non è che noi partiamo diciamo, subito a dire che siamo contrari a questa norma. È stata abbinata anche una nostra proposta di legge che riguarderà anche l'utilizzo delle cosiddette monete complementari finalmente anche nella nostra regione. Avevamo fatto un tentativo anche in legge di stabilità di incentivare, diciamo così, le possibilità di capitalizzare le imprese anche tramite il crowdfunding, e abbiamo visto che comunque viene ripreso anche in questo disegno di legge, per cui, come detto, tutto ciò che ha a che fare con la blockchain, con le innovazioni che ci sono nel mondo del settore produttivo vedranno sicuramente il nostro favore. Abbinata alla legge sviluppo impresa ci sarà anche la norma con i ristori. Sì, sicuramente una norma importante. Noi abbiamo chiesto una cosa molto semplice, di non abbinare, diciamo, i due testi di legge, ma di approvare da subito, anche con tutta l'urgenza del caso, il disegno di legge sui ristori, senza dover aspettare l'approvazione dei 90 e passa articoli del sviluppo impresa, che avverrà solo in febbraio. Questo era Sergo, questa la posizione del Movimento 5 Stelle. Andiamo adesso a sentire il Partito Democratico con le parole del segretario regionale Sciaurli, che è decisamente critico. Vediamo. Sviluppo impresa ormai sta venendo presentato alle categorie economiche. Qual è il parere del Partito Democratico? Il parere del Partito Democratico in questo momento è di forte dubbio su questa misura. Diciamolo ai cittadini e alle imprese, intanto chiariamo di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di un intervento che in questo momento Cube mette a disposizione sostanzialmente poco più di 50 milioni di euro in 3 anni. Solo i ristori che il governo ha messo in campo per le imprese, che sono già sui conti correnti dei cittadini di questa regione, in questo momento valgono 195 milioni di euro. Quindi un provvedimento che dal punto di vista economico ad oggi dice davvero poco, e sicuramente non è quello che ci permetterà il rilancio di cui le nostre imprese e le nostre famiglie e i nostri operai e dipendenti hanno bisogno. C'è un altro tema che abbiamo posto, sembra una norma collezione. C'è un po' di tutto, si parla di commercio, si parla di montagna, si parla di industria, si parla di turismo, tutte cose importanti. Noi pensavamo che si dovesse concentrare sulla politica industriale e sulle strategie di rilancio e di sviluppo di questa regione. Sappiamo che rischiamo di perdere posti di lavoro, sappiamo che dobbiamo in qualche modo ripartire in termini di produttività e di manifattura. Penso che un provvedimento collezione non fosse quello che serviva in questo momento. Serviva più coraggio, serviva centrare sull'industria, serviva mettere più risorse. Quindi è ben lontana dall'essere la riforma sistematica che la Giunta Federica propugna. Sì, ripeto, si può narrare e raccontare molte cose, poi non si possono fare le nozze coi fichi secchi. Con 50 milioni di euro credo che difficilmente rilanciamo l'economia e soprattutto la manifattura di questa regione. Se poi disperdiamo anche quelle poche risorse in 1000 rivoli, penso che non daremo un segnale giusto né ai cittadini, ma neanche e soprattutto al comparto produttivo di questa regione. Un elemento importante che secondo lei manca, qual è? Beh, da un lato i soldi, le risorse necessarie per far ripartire l'economia, e non è una banalità, come potete immaginare. Dall'altro lato, come dicevo prima, il coraggio di ragionare sulle politiche industriali che possano orientare il futuro del Friuli Venezia Giulia del 2030. Una cosa è accontentare un po' tutti, una cosa è fare un provvedimento che pensi alle prospettive di sviluppo e al futuro dei giovani, della regione e delle imprese, guardando magari da qua a 15 anni. Assessore, in estrema sintesi le parole di Sciaurli: 50 milioni sono davvero troppo pochi e c'è anche il rischio di disperderli in tanti rivoli, quelli previsti dalla norma collezione, così la definisce.
Bah, insomma, mi permetta di dire che nell'ascoltare Sciaurli ho sentito una voce fuori dal coro, ma non intendo del coro dell'associazionismo, ma dal coro del suo partito. Io ho letto delle dichiarazioni stampa da parte di qualificati esponenti del Partito Democratico che dicono tutt'altro, ma non ne faccio, ci mancherebbe altro, una colpa al consigliere Sciaurli, perché quando tu parli di economia, di una legge organica sull'economia, deve avere le competenze giuste per poter affrontare temi così importanti. E poi pochi 51 milioni di euro, ricordo sempre al consigliere Sciaurli che questi sono fondi esclusivamente della Regione Friuli Venezia Giulia, e non si dimenticherà Sciaurli che ci sarà prossimamente la programmazione comunitaria 21-27, ci sono i nuovi fondi della comunità europea derivanti dal Recovery Plan, c'è la nuova programmazione sulla strategia di sviluppo intelligente. Poi mi sembra, guardate, con tutto il rispetto, inopportuno, ma ribadisco, non ne faccio una colpa a Sciaurli, perché ribadisco, quando tu parli di economia devi avere le competenze giuste. Paragonare i 50 milioni di euro della Regione con i 180, 70, non mi ricordo, dello Stato, insomma parliamo di due misure leggermente diverse. È la misura iniziale di intervento per la norma. Ma ho provato anche un po' ad andare a ritroso, non ho visto molte norme, molti disegni di legge che partivano con una dotazione così importante. Vabbè, ma questo poco importa. Per chiudere, avete già un'idea di quanto i fondi comunitari, lei poi parlava di Recovery Plan, potranno venirci in aiuto? Allora, quello che è certo è che risorse importanti ci saranno, verosimilmente un monte risorse che la Regione non ha mai visto prima. Quantificare puntualmente già ora il quantum non è possibile, perché è ancora tutto in via di definizione, però verranno messe delle risorse importantissime per quanto riguarda, parlo dei settori di mia competenza, la digitalizzazione, l'innovazione, per quanto riguarda la nuova programmazione comunitaria che ha sempre portato molti soldi alla nostra Regione. È stato aperto e verrà aperto un canale nuovo per quanto riguarda il turismo, quindi quello che sicuramente non ci mancherà sarà la provvista economica, ma la cosa più importante, oltre ad avere la provvista economica, è mettere a terra delle leggi in grado di sostenere l'economia. E sviluppo impresa, a mio avviso, grazie al contributo di tutti, anche della parte qualificata del Partito Democratico, penso sia una legge in grado di rispondere a queste esigenze. Mi pare di capire che le parole di Sciaurli le siano rimaste... Ma no, ma come l'ho detto, lo giustifico, perché non ha competenze in materia. Vedremo cosa risponderà Sciaurli a questo punto. Ringrazio l'assessore regionale Bini per essere stato con noi, per averci dato insomma anche alcune anticipazioni per quanto riguarda il disegno di legge sviluppo impresa. Grazie ai tecnici in regia e a voi che ci avete seguito da casa. Alla prossima, arrivederci.